TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. È stato sottoscritto oggi in sede regionale alla presenza della Direzione Lavoro e dell'Unità di Crisi Aziendali regionale l'accordo tra la FIOM CGIL di Treviso con i rappresentanti dei lavoratori e la LICUM assistita da Confindustria Veneto Est. L'azienda era stata ceduta lo scorso 30 luglio, proprio alla vigilia del tavolo regionale dal fondo tedesco Accursia Capital alla neocostituita impresa rumena Fast Effective Solution 360 SRL. Dopo un tentativo vano di ulteriore cessione dell'impresa finalizzata al rilancio, era stata manifestata nel corso del tavolo regionale del 26 settembre la volontà dell'azienda di procedere alla chiusura delle attività produttive presso entrambi gli stabilimenti di Ponte di Piave e Oderzo. L'accordo concluso oggi riguarda i 79 lavoratori oggi in organico e prevede la messa a disposizione da parte dell'azienda di un incentivo all'esodo e il contestuale ricorso ad un ammortizzatore sociale straordinario supportato dalle politiche attive regionali finalizzate al ricollocamento collettivo. Dai dati del nostro ufficio statistica ci siamo accorti che nel 2024 gli over 65 rappresentavano il 38% del totale dei decessi stradali, 27 su 66 vittime, e per questo avevamo messo in campo alcune iniziative a spot che ci auguriamo abbiano contribuito almeno 14% di quest'anno a ottobre. Lo ha affermato il presidente della provincia di Treviso in occasione della firma della convenzione tra la provincia medesima, il centro studi amministrativi della Marca Trevigiana e l'ULSS 2 Marca Trevigiana per attività di educazione in materia di sicurezza stradale per gli over 65. Oggi, continua il presidente, istituzionalizziamo questa iniziativa insieme al centro studi e all'ULSS 2. Ci auguriamo di poter supportare più over 65 possibili, come stiamo facendo con oltre 5.000 studenti delle scuole superiori all'anno. I prossimi giorni prenderanno il via diversi lavori di manutenzione straordinaria al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Asolo, un intervento dal valore complessivo di 110.000 euro, interamente finanziato dal bilancio comunale. L'obiettivo infatti è quello di adeguare la struttura alle nuove esigenze operative del presidio, punto di riferimento essenziale per la sicurezza di Asolo e del territorio circostante. Il progetto, curato internamente dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune, prevede in particolare la realizzazione di nuovi spazi interni per garantire una migliore funzionalità al distaccamento, il ricavo di un nuovo portone per agevolare l'uscita dei mezzi di soccorso, la demolizione di silos e pareti, la riorganizzazione del porticato per ricavare due nuovi accessi, l'adeguamento dell'impianto elettrico, la posa di nuova illuminazione, l'installazione di due portoni e la sostituzione della copertura. E continuano gli interventi idraulici lungo il Rio di Farra, un insidioso corso d'acqua demaniale a carattere torrentizio che attraversa il centro di Farra di Soligo e che il 7 luglio scorso ha fatto parlare di sé dopo un evento meteorico molto intenso che ha interessato il bacino collinare montano che circonda l'abitato di Farra. Lunedì 13 ottobre, in accordo con il sindaco di Farra di Soligo e con ATS, azienda che gestisce i sottoservizi, il consorzio di bonifica procederà con un altro intervento risolutivo, la rimozione del ponte in via del Giardino, in pieno centro storico, che per forma e dimensioni si è rivelato un pericoloso ostacolo per la corrente. Il ponte situato in via del Giardino sarà demolito e si darà corso a un intervento di ricostruzione delle difese di sponda per circa 30 metri, a monte del ponte una volta rimosso e ad una modifica della livelletta di fondo, la cui entità è stata accertata tramite modello idraulico. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.